In diretta naturalmente qui nello studio del sindaco di Perdagius Gianfranco Trullu parte oggi la rassegna I sindaci della Sardegna e il primo naturalmente è il mio amico avvocato Trullu. Buona giornata. Buona giornata a lei e ai suoi telespettatori, direi grazie per essere stato il primo. Allora avvocato, parliamo un po' del suo paese, insomma seconda legislatura se non ricordo male, terza legislatura, quali sono i problemi che trovate voi sindaci a gestire questi piccoli paesi? I problemi sono quelli delle piccole comunità, la mancanza di risorse, la povertà, perché abbiamo numerose sacche di povertà estrema. Per il resto diciamo che il nostro comune è un comune virtuale, ci hanno riconosciuto anche questa virtualità perché ci hanno dato la possibilità di utilizzare gli avanzi di bilancio, adesso è stata diramata a livello nazionale, speriamo che anche per l'anno prossimo ci diano questa possibilità. Io sto finendo di realizzare alcune opere molto importanti, me ne mancano due. Se lo Stato ci continuerà a dare la possibilità di utilizzare l'avanzo, credo che entro l'anno prossimo Perdagius avrà tutto quello di cui necessita. Ecco sindaco, tra l'altro viviamo qua nel nostro Sulcis Iglesiente, una realtà tra l'altro anche molto bella sotto il profilo turistico. Cosa può offrire per esempio un paese come Perdagius ai turisti che spesso e volentieri vengono qui nella nostra zona? Dunque, abbiamo dei locali, un locale soprattutto nella zona di San Leonardo, dove noi abbiamo un parco millenario, di ulivi millenario, dove c'è la possibilità anche di un ottimo ristorante. Abbiamo una struttura che sto cercando di completare, e se mi danno l'avanzo completerò, che è a Bacche Marrons, che è veramente incredibile, forse unica, è un resort. Poi abbiamo tutta un'altra serie di cose che potrebbero essere sviluppate. Tenete presente che io sono uno dei pochi che ha realizzato una struttura sportiva, che è un palazzetto all'avanguardia che tu sei venuto ad inaugurare, ed è unica in quel genere, che io sto utilizzando a pieno regime, perché ci sono i ragazzini delle scuole elementari, ci sono quelli della società sportiva, sempre ragazzini, e poi essendoci una carenza nel settore per quanto riguarda i ragazzi portatori di disabilità di un'associazione che opera in tutto il Sulcis Iglesiente, la mattina la utilizzano anche loro, quindi c'è la disponibilità anche in questo settore particolare, e io sto dando una mano d'aiuto a tutte queste associazioni che hanno questi ragazzi e dedicano la loro attività sportiva, perché ho fatto una delibera di indirizzo per quanto riguarda l'utilizzo la mattina di carattere completamente gratuito, per cui possono utilizzare anche la squadra dei ragazzini del calcetto Perdagius, possono utilizzare questo, ma io le infrastrutture le sto dando come servizio alla gente, in maniera tale che i soldi non siano, come si dice, opere nel deserto, ma vengano utilizzati per coloro i quali sono stati stabiliti. Ecco, invece sotto il profilo archeologico, quale sito possiamo indicare ai turisti, alle persone che magari vogliono venire nella nostra zona? Sì, abbiamo un sito archeologico che è di notevole importanza, che è nelle vicinanze di Perdagius. È un pentalobatto, cioè vuol dire che ha 5 torri, è stato più volte oggetto di scavi, e quello adesso credo che l'anno prossimo entreremo anche noi nel circuito regionale, in maniera tale da avere questa possibilità di poter ritornare a fare degli scavi. Ogni anno è oggetto, perché siamo di una attività di carattere culturale teatrale, i cosiddetti teatri di pietra, dove ci sono delle manifestazioni ripeto teatrali di notte, ma è uno scenario che invito tutti a partecipare e a visionarlo. Ecco, naturalmente Perdagius è un paese rurale, ci sono sbocchi e sviluppi anche nel settore agropastorale. Sì, direi che si sta andando avanti su questo, non esiste più quella che era la cosiddetta agricoltura fine a se stessa, cioè allo stato brado. No, ci sono dei giovani agricoltori che stanno incentivando il ritorno all'agricoltura, e questo mi fa molto piacere. Tenete presente che io sono stato, e posso dirlo con orgoglio, quello che ha portato la cosiddetta interconnessione dei bacini, che sta vedendo forse per la prima volta anche il nostro territorio. Sto parlando di tutto il Sulcis Iglesiente, ma quella la rivendico come un'idea mia personale, che ho inserito nel piano Sulcis, ed è quella che è stata finanziata e che ormai ci sono i progetti preliminari. Se riusciamo finalmente a realizzare le prime pietre verranno messe a cantiere
nel 2020. Se riusciamo a portare avanti questo, credo che tutto il territorio, non solo Perdaggio, ma tutto il territorio, perché ci sono attraverserà tutto il territorio, perché questo abbiamo voluto tutti i sindaci, non solo io. Riusciremo a portare un'agricoltura intensiva e non estensiva, e quindi portare avanti quella che è l'idea del territorio, non solo fabbriche, o comunque le fabbriche stanno andando, lo sappiamo quali sono le difficoltà, ma soprattutto quello che è il punto principale di forza, cioè il turismo e l'agricoltura. Ecco Sindaco, siamo in chiusura di questa intervista, naturalmente ringraziando, perché per primo ha fatto da apripista proprio a questa rassegna i sindaci della Sardegna. Lei è uno dei massimi responsabili appunto nella nostra isola. Cosa vuole dire per questa rassegna ai suoi colleghi? Dunque, ai miei colleghi dico, questa è una delle fonti, Renato lo ringrazio io, che ci dà la possibilità di essere parte di questa sua iniziativa. Aiutiamoci e aiutiamolo, cioè aiutiamo anche queste iniziative. Io faccio da apripista, benissimo, sono molto contento e felice di questa iniziativa. Io darò una grossissima mano d'aiuto, perché se noi facciamo vedere via web qual è la nostra situazione, quali sono le nostre amenità, quali sono le ipotesi di sviluppo di ciascun comune, io credo che daremo una grossa mano ai nostri giovani, alle scuole, alle associazioni che assistono tanti ragazzi, ma soprattutto daremo un'idea di sviluppo a tutta la Sardegna. Grazie di cuore al sindaco di Perdagius, Gianfranco Trullo. Grazie a voi a tutti della disponibilità, grazie. Buona giornata.